Operazione antidroga questa mattina alla Casa Gialla. È un'operazione della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Mobile di Roma e della Polizia Ferroviaria, a cui noi abbiamo dato supporto perché avevamo la disponibilità del cane e la Polizia di Stato non aveva in zona un cane antidroga, per cui abbiamo collaborato, ma il merito è solo della Polizia di Stato. È un'operazione però molto importante che si inserisce in un'operazione di controllo del territorio che noi stiamo facendo da tempo, perché sicuramente la Casa Gialla era il deposito e il rifornimento di tutti quei micro spacciatori che noi combattiamo e arrestiamo quasi quotidianamente proprio qui, nella zona di via Piave, di via Monte San Michele, di via Fogazzaro, e che grazie all'azione continuata e il presidio continuato del territorio, come vede, questo pacchetto è recuperato anche all'uso della comunità con i mercati a chilometro zero, con tante altre iniziative, e le due strade interessate, seppur con episodi che saltuariamente succedono, ma d'altronde siamo a pochi metri dalla stazione, in tutte le zone del mondo le stazioni non sono chiaramente una scelta, i problemi sono sicuramente migliorati rispetto a 6 mesi fa.